Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, tempo ancora capriccioso in questa prima settimana di marzo. Per capire cosa accadrà guardiamo una mappa al suolo prevista per le prime ore di martedì che ci fa vedere con la lettera L in corrispondenza dell'Italia centrale una figura di bassa pressione. Questa figura di bassa pressione deriva una saccatura in quota che evolverà appunto a goccia fredda e che manterrà tempo incerto specialmente al centro-sud. Per quanto riguarda il nord-est possiamo notare in sostanza che la giornata è un po' più critica ed è questa mappa riguarda la martedì quando ci saranno delle precipitazioni più diffuse sui settori meridionali e quelli montuosi con temperature che comunque non subiranno grossi cambiamenti e neve oltre gli 800 mm. In linea di massima dunque avremo un inizio di primavera meteorologica caratterizzata da tempo incerto con la possibilità da giovedì dell'arrivo dell'alta pressione che dovrebbe proteggere il tempo soprattutto al nord Italia, mentre il centro-sud potrebbe insistere ancora questa goccia fredda. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.